Applicare 2 mani di Genius Special di colore bianco, idropittura vellutata, utilizzata in questo caso come valido primer per il Caravaggio. Diluire opportunamente Genius Special ed applicare 2 mani, tra una mano e l'altra, attendere circa 4-5 ore. Stendere un primo strato di Caravaggio con apposita spatola Caravaggio Professional in plastica e lasciare essiccare per circa 6-8 ore. Applicare un secondo strato di Caravaggio per uniformare il più possibile la superficie. Lasciare asciugare per 6 ore circa. Applicare Caravaggio sull'apposita spatola rossa broccato mediante l'aiuto di un normalissimo pennello. Quindi iniziare l'applicazione in parete, tamponando con la spatola in modo irregolare. Attendere circa 5 minuti e accarezzare Caravaggio con la spatola trasparente in svariate direzioni.